Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul lago di Como e precisamente a Bellano in provincia di Lecco. Il comune si trova a 202 metri sul livello del mare e conta circa 3.200 abitanti. Bellano è bandiera arancione del Touring Club italiano ed è conosciuto anche come il paese degli artisti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Diamo inizio al nostro itinerario con il primo cittadino, Antonio Rusconi. Benvenuti a Bellano, il paese degli artisti. Ci troviamo sul lago di Como, il lago più bello del mondo secondo molte testate anche straniere. Bellano si trova sulla sponda orientale del lago di Como, appunto. È un borgo che ha dato i natali a tanti artisti, tra i più annoverati sicuramente c'è Andrea Vitali che scrive di Bellano e porta Bellano in tutta Italia. Ma ci piace ricordare anche Giancarlo Vitali, il nostro artista che ha portato Bellano nell'eterno mondo dell'arte. Bellano ha sempre avuto un passato industriale, la chiamavano la Manchester del Lario per la presenza del cotonificio Cantoni e di altre importanti industrie. Nel corso del Novecento è divenuta un centro di servizi importante per il territorio, per la sua posizione strategica, infatti ha alle spalle l'imbocco della Valsassina e di altre valli circostanti. Ma oggi Bellano deve puntare sul turismo, un turismo che deve essere però di qualità, un turismo culturale, dicevo prima, grazie ai nostri artisti, ma anche alle nostre chiese e ad altri aspetti artistici e culturali molto importanti, un turismo ambientale, ricordiamo che noi abbiamo l'Orido di Bellano che è il nostro gioiello, che ogni anno viene visitato da 80.000 persone, uno spettacolo della natura dove le acque formano delle spelonche, delle cascate, degli anfratti all'interno della roccia ed è proprio qui in mezzo al paese, quindi non serve neanche camminare. Ed è anche un turismo basato sulla gastronomia. Abbiamo tanti piatti tipici e le nostre feste durante il corso dell'anno richiamano molti visitatori per i buoni piatti che la cucina locale propone. Bellano, affacciato sul lago con il suo splendido molo medievale, è sempre stato un punto importante per il commercio lacuale e oggi il lago riveste un'importanza anche turistica. Abbiamo il Circolo Vela, ad esempio, che ogni anno propone regate veliche importanti, alcune anche di livello internazionale.
Abbiamo gli sport lacuali, il servizio della navigazione, quindi battelli, soprattutto nella stagione estiva ma non solo, possono portare a fare crociere su tutto il lago di Como. Vi invito quindi a venire a trovarci, vi ricordo che ci troviamo in provincia di Lecco, a circa un'ora di strada da Milano e dagli aeroporti più importanti come Orio al Serio, Malpensa e Linate. La linea delle ferrovie di Trenitalia Milano-Tirano ferma sempre a Bellano, quindi tutti i diretti fermano, quindi siamo facili da raggiungere, potrete così scoprire il nostro paese degli artisti. Per me essere al servizio di Bellano e dei bellanesi. È un paese molto vivo, fatto di tante persone che si danno da fare per il volontariato e per gli altri. Pensate che abbiamo più di 30 associazioni che spaziano dall'assistenza, abbiamo i vigili del fuoco che sono volontari, il soccorso bellanese che ha ben 14 mezzi di pronto soccorso, la protezione civile che ha il COM che serve anche ai paesi vicini. È un paese davvero vivo da questo punto di vista. Abbiamo tante manifestazioni portate avanti dalle associazioni locali, quindi servire Bellano è veramente un onore e sono veramente fiero dei miei concittadini. E sono tante le chiese presenti sul territorio di Bellano. Nella bellissima parrocchiale andiamo ad incontrare il parroco Don Cesare Terraneo. La parrocchia di Bellano, dei santi Giorgio, Nazaro e Celso, affonda le sue radici molto lontane e allora qui c'era una chiesa il cui pavimento c'è ancora sotto queste bottole, però per dirvi che già nel Cinquecento c'era una comunità di contadini, di pescatori, una comunità semplice. Se osserviamo il presbiterio vediamo che è uno stile diverso, perché nel 1600-1700 un'alluvione del Pioverna ha abbattuto l'abside e la navata di destra guardando verso l'altare. Per cui hanno ricostruito la chiesa in questa maniera. Nel contempo però col passare degli anni la comunità è aumentata. È una comunità sui generis perché noi abbiamo 7 frazioni, ma l'unica parrocchia è questa. L'abbiamo intitolata Una parrocchia con molti campanili. Ora questa chiesa è davvero bella. La chiamano il Salotto di Bellano. La chiesa ha 3 navate, alla sinistra c'è la navata della Madonna del Rosario. Questa navata è con l'altare al termine è molto caratteristica perché c'è una bella devozione alla Madonna. Pensate per esempio che a Bellano c'è anche un santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime. Nel 1638 un signore, il signor Mezzera, tornando a casa dal lavoro dalla campagna, un temporale enorme, si è fermato proprio alla cappella e ha visto le lacrime della Madonna. E in questo santuario altrettanto bello, altrettanto maestoso, perché per essere un santuario è la rettoria, c'è il rettore, si celebrano le messe normalmente. Questa devozione alla Madonna è molto sentita. È più una devozione alla Madonna che neanche l'attenzione alla parrocchia, ma tutti insieme. Anch'io ci tengo a questa devozione in quanto bellissima.
Adesso parliamo invece dell'altra navata, quella di destra, una navata di San Giovanni, e abbiamo un trittico molto bello che io credo va ammirato. Il Battistero dice che tutti i sacramenti, dal battesimo al matrimonio, 7 frazioni, però tutti i sacramenti vengono celebrati qua. Questa chiesa inoltre ha la bellezza di un organo, del Serassi. Santa Marta è una chiesa di monaci, potremmo dire, per intenderci, che hanno costruito, erano residenti qua, e accanto alla chiesa, dove c'è veramente un gruppo ligneo della Passione del Signore, molto bello, accanto alla chiesa c'era proprio tutto il loro monastero. Adesso purtroppo una parte l'hanno venduta, non so in che tempo, è rimasta invece alla parrocchia la parte in alto, la parte est. Da 22 anni che sono qua, l'attenzione maggiore, le mie forze migliori, le ho spese all'oratorio, ristrutturandolo, costruendo anche il salone molto bello, e poi anche i campi, gioco, eccetera, eccetera. Piace moltissimo perché davvero i ragazzi sono interessati. È cambiato il modo di vivere dei ragazzi, è cambiato il linguaggio, è cambiato tutta la vita dei ragazzi. Anche la Chiesa si è adeguata a questo linguaggio, a questo modo di vivere. E il desiderio molto grande è che davvero piano piano, e guarda, questo sta avvenendo adagio, è l'unità veramente visiva, che davvero la comunità di Bellano viva pure la loro vita nelle frazioni, però quando davvero siamo insieme è qui in questa chiesa, ed è molto bella. In una delle residenze storiche di Bellano, con la signora Monica Mezzera, andiamo a degustare alcuni piatti tipici della tradizione locale. Benvenuti, siamo in una tipica cucina bellanese dove vi illustro i nostri piatti tipici. E partiamo con il missoltino, che è comunque il nostro pesce del lago, che la fa da padrone. È un pesce che richiede comunque una lunga lavorazione, perché comunque viene salato, viene fatto essiccare, viene messo in queste latte di tolla, dove comunque vengono spremuti con dei torchietti appositi per far uscire comunque tutto l'unto, vengono salati, aromatizzati e vengono proprio fatti seccare in un essiccatoio, perché adesso comunque non si fa più come una volta dove venivano fatti essiccare al sole. Un pesce abbastanza secco che va accompagnato con la salsa verde e con la polenta, come se fosse un antipasto. Oppure viene mangiato in carpione, fatto così, dove viene lavorato dal fresco, pulito, cotto in forno. Viene fatto il carpione con la base di aceto e vino bianco, con un soffritto di cipolla e con le erbe aromatiche del lago. Viene messo a marinare un 3 o 4 giorni, dove comunque viene assorbito tutto l'aroma e tutti i sapori delle erbe. Subito dopo abbiamo il risotto col pesce persico, e viene fatto un risotto bianco mantecato con il grana, e i pesciolini, il pesce persico, sono i filetti che vengono panati e dorati e appoggiati sopra, irrorati col condimento comunque del pesce. Poi come primo piatto abbiamo la trippa, che è tipica del 5 di gennaio, dove noi facciamo
facciamo la rievocazione dei Re Magi e la Pesavegia, fatta in brodo, tipica col foiolo, la trippa, un misto di verdura, con il brodo tipicamente fatto comunque con il pollo e le ginocchia, cotta con i fagioli bianchi di Spagna, belli grossi, tipici. Noi la facciamo la sera dell'Epifania insieme ai michulan, che sono fatti proprio a forma tipo di remagino. Dopo c'è la miacia, che invece questo è un dolce più tipicamente estivo, viene fatto proprio con tutta la frutta matura e c'è dentro di tutto: mele, pere, prugne, pesche, un impasto molto semplice, povero, con latte, la farina gialla. Attualmente si usa il burro per condirla un pochino di più, perché comunque vabbè, per dargli un po' più di sapore. Tipicamente estivo questo come dolce. Invece primavera-estate abbiamo il meino, che è fatto con il fiore di sambuco e la farina gialla. Semplicissimo anche lui, farina gialla, sambuco, burro e uova. Un impasto molto semplice. E dopo tutto questo elenco di belle cose a Bellano, vi faccio proprio un invito nel nostro dialetto bellanese. Vespeci ticcia Belan, che Belan le proprie belle. Con Irene Alfaroli, assessore al turismo del comune di Bellano, andiamo a scoprire sinteticamente le manifestazioni più importanti del luogo. Bellano è una terra ricca di tradizioni e di cultura. Noi qui a Bellano teniamo molto alle nostre tradizioni e a tutto ciò che è il nostro mito e le nostre leggende. Tra le manifestazioni più importanti troviamo la Pesavegia, che viene festeggiata tutti gli anni la vigilia dell'Epifania, la notte tra il 5 e il 6 di gennaio, e racconta di un mix tra il sacro e, diciamo così, il profano. Di fatto questa manifestazione è molto importante per noi e vede la partecipazione di migliaia di spettatori tutti gli anni. Viene preparata nel corso dei mesi invernali da un folto gruppo di volontari che tutti gli anni si prodigano per allestire delle scenografie, quali sono il presepe vivente, il castello di Re Erode con dei personaggi viventi. Praticamente la storia della Pesavegia narra di Bellano in epoca spagnola, quando venne cambiata la metodologia di pesatura delle merci. Alla fine di tutto viene poi acceso un grande falò sul molo, che comunque rappresenta, insomma, una sorta di novità, un bruciare qualcosa di vecchio per qualcosa di nuovo. Come si diceva, comunque Bellano è un paese che rispetta e vuole rispettare comunque le sue origini. Al 27 di luglio viene fatta comunque sempre la festa dei santi patroni, la vigilia dei patroni viene comunque sempre festeggiata e viene sempre fatta comunque una festa in piazza con i fuochi artificiali sul lago. È una festa tipica, una sagra tipica di paese, però anche questa è molto, diciamo così, partecipata. Altra festa che comunque vede la sua 13ª edizione è la festa degli agoni in contrada. Ci sono delle zone dove viene cucinato il pesce in tutte le sue sfumature, diciamo, dal missoltino al pesce in carpione, l'agone alla griglia con la salsa verde, il risotto con il pesce persico. Ci piace chiamare il nostro paese il paese degli artisti. Tra i vari artisti che abbiamo anche il maestro Roberto Gianola, che è un direttore d'orchestra giovane ma comunque già blasonato, che rimane comunque legato al suo luogo d'origine e tutti gli anni, il mese di agosto, organizza il Festival Lirico. Può essere interessante venire a trovarci, soprattutto perché si possono trovare accanto a delle manifestazioni anche parecchi monumenti da visitare. Sicuramente ci si può beare della vista che offre comunque il nostro lago e perché no, magari anche approfittare per fare una bella passeggiata sul sentiero del viandante, che è un sentiero che tutto sommato viene percorso da qualsiasi tipo di camminatore.
Gli uliveti di Bellano rappresentano un'altra eccellenza del luogo. Con il giovane Leonardo Enicanti andiamo a visitare l'unico frantoio della provincia di Lecco. La mia azienda agricola è stata aperta nel 2004 e subito dopo 2 anni c'è stato l'avvio del frantoio in collaborazione con la comunità montana Valsassina. Ci apprestiamo ad iniziare la 13ª campagna per la lavorazione appunto delle olive che si affacciano sulle sponde del Lario. Qui i terreni sono molto scoscesi e quindi è parecchio complessa la raccolta e la gestione degli uliveti stessi. La caratteristica principale è di non essere molto aggressivo, ma comunque di avere un buon fruttato di mandorla che fa molto piacere al palato dei più attenti. In questo frantoio lavoriamo la maggior parte delle olive del Lario, in particolar modo quelle della provincia di Lecco, e abbiamo anche le 13 DOP che rappresentano il lago di Como in tutta Italia, diciamo. La richiesta del prodotto è molto alta e sicuramente maggiore di quello che riusciamo a produrre, e il turismo che c'è oggi sul lago molto importante fa sì che ci sia anche una richiesta a livello internazionale del nostro prodotto. La mia azienda ha anche un agriturismo a livello familiare, abbiamo 5 alloggi e mia moglie ha anche il ristorante, e quindi diciamo che è tutto a livello familiare. Qui passano molti sentieri, in particolare passa il sentiero del viandante che segue tutta la sponda del ramo di Lecco, partendo appunto da Lecco arrivando fino alla Valtellina. Io ho fatto una scommessa che molti non avrebbero creduto, infatti quando ho aperto l'azienda agricola e di conseguenza il frantoio non era molto credibile, infatti molti mi avevano un po' sconsigliato perché l'olivicoltura era molto complessa e non sarebbe riuscita a dare un reddito. Invece ad oggi la gente è molto contenta, soprattutto gli olivicoltori, e è diventato effettivamente un vero lavoro. Venite a trovarci perché resterete sicuramente a bocca aperta, il paesaggio è stupendo e l'ambiente familiare e gradevole. Bellano, comune sul lago di Como, vi aspetta con tutte le sue positività e atmosfere. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Bellano, paese degli artisti. Ciao!